Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Come promesso, ecco la ricetta dell'arrosticceria siciliana o tavola calda. Io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 modelli diversi, non si può dire modelli, però 5 tipi di tavola calda diversa, la più semplice, poi potete sbizzarrirvi come più preferite. E vi rimando subito agli ingredienti per realizzare la rosticceria siciliana originale. A dopo! Iniziate mettendo mezzo litro d'acqua nella vostra ciotola della planetaria, aggiungete 100 g di zucchero, poi aggiungerete anche 20 g di miele e 12 g, 10-12 g di lievito di birra. Se avete più tempo potete inserirne anche meno. E fate sciogliere il tutto. Aggiungete anche 1 kg di farina 00 con 11 g di proteine e 120 g di strutto oppure olio di cocco per chi lo vuole fare vegano. E lasciate impastare il tutto per circa 10 minuti. Quasi alla fine, 2 minuti, 3 minuti prima della fine, e aggiungete pure i 20 g di sale. Trascorsi 10-12 minuti questo è quello che otterrete. Adesso trasferitevi su una spianatoia unta, io utilizzo sempre lo staccante spray perché è più pratico, e andate ad impastare un po' con le mani per andare a dare più forza all'impasto. Questa è un'operazione importante in quanto più forza date all'impasto più leviterà meglio. Ecco, guardate quanto è bello questo impasto. Adesso vado a ungere una ciotola con dello staccante spray. Vado a mettere il mio impasto dentro e lo copro con pellicola trasparente. E lo lasciamo lievitare nel forno spento con la luce accesa fino al raddoppio. Nel frattempo che il nostro impasto lieviti, occupiamoci del ripieno. Questo è quello per la ravazzata, quindi andiamo a fare un trito di carota, sedano, cipolle e aglio, facciamolo soffriggere con un filo d'olio e poi aggiungiamo della carne macinata. Io sto utilizzando del macinato misto di vitello e maiale. Quando anche la carne è ben cotta, ben soffritta, si può dire così, sfumiamo con del vino bianco e infine aggiungiamo del concentrato di pomodoro e del sugo già pronto cotto, perché io voglio accelerare i tempi, quindi utilizzo del sugo che avevo messo da parte appunto per fare questa operazione. E infine mettete il tutto, trascorsa mezz'oretta, mettete tutto a colare su un colino a maglie strette. E preparatevi anche della besciamella, troverete la ricetta anche sul mio canale. Ecco, il nostro impasto è lievitato e adesso dobbiamo andare a porzionare l'impasto, quindi andiamo, guardate quanto è bello, così deve essere. Andiamo a fare delle palline da 120 grammi, io le faccio da 120 grammi perché andrò a fare la tavola calda grande, ma se volete fare la tavola calda mignon, porzionate l'impasto per 50 grammi ogni pallina. Se invece la volete fare media basteranno 90-100 grammi. Nel frattempo che le fate tutte vi consiglio di coprirle con la pellicola trasparente per evitare che si secchi la superficie. Una volta fatte le palline andate a riprendere il vostro ripieno di carne che nel frattempo si è raffreddato ed è colato, così che ha eliminato i liquidi in eccesso. Adesso trasferiamolo su una ciotola pulita. Adesso andate a riprendere anche la besciamella e fate a cubetti del formaggio a pasta molle, tipo mozzarella o tipo provola dolce, quello che più preferite all'interno, comunque è questione di gusti ragazzi, E andate ad inserire un paio di cucchiai di besciamella dentro il vostro composto di carne.
così che lo renderete ancora più cremoso al morso. Aggiungete anche del parmigiano reggiano, un cucchiaio, e siamo pronti per andare a formare le nostre ravazzate. Adesso andiamo a riprendere le palline che abbiamo fatto una alla volta e le schiacciamo sul tavolo da lavoro. Allargatele in modo da rendere i bordi meno spessi e andate a mettere un cucchiaio dentro in questo modo e infilzate dentro pure del formaggio filante. Ovviamente potete mettere dei piselli, quello che più preferite, poi prendetela dai laterali e chiudetela così, in questo modo, di nuovo dai laterali, di nuovo dai laterali, fino a chiudere del tutto. Pizzicatela così diventa tutto tutt'uno la palla. Andate a formare così e la mettete su una placca da forno. Ricapitoliamo: andiamo a schiacciare per lo più dai lati in questo modo, cucchiaio di composto un pochino in più, che sono grandi, mozzarella filante, quella per pizza, mi raccomando, non andate a utilizzare mozzarella che poi andrebbe a far uscire i liquidi. Così, e chiudete dai lati. Pizzicate bene. E riponeteli sulla vostra placca da forno ben distanziati l'uno dall'altro, perché ancora lieviteranno. Io proseguirò con tutte e ci vediamo tra poco. Le ravazzate sono pronte, dobbiamo solo farle rilievitare una mezz'oretta, quindi le coprite con pellicola trasparente così che non si secca la superficie, perché se si secca la superficie poi in cottura lieviteranno di meno, in quanto la crosticina impedirà la continua lievitazione. Adesso andiamoci ad occupare di un altro tipo di tavola calda, il rollò. Però 120 grammi per i würstel così piccolini è troppo, quindi l'andrò a tagliare a metà. Quindi tagliamo a metà così e vado a fare un cordoncino in questo modo. Uno e due. Quindi vado a prendere il capo e vado a girare il würstel attorno. Questo già è 50 grammi precisi e lo mettiamo a lievitare. Cercate di prendere un po' il capo così che poi non si srotola. La parte che rimane per ultima mettetela sotto sopra, altrimenti si srotola in cottura. Se voi pizzicate la pasta diventa un tutt'uno, vedete? Per le pizzette lasciamo così e mettiamo sulla placca da forno. Quindi queste saranno delle pizzette
e questi saranno i rollò alla wurstel. Coprite anche questi e lasciate raddoppiare. Adesso vado a fare il ripieno per quelli alla besciamella, quindi metto 100 g di besciamella, 100 g di formaggio a dadini, 150 g di prosciutto cotto fatto a dadini, aggiungete anche un cucchiaio di parmigiano grana padano e mescolate il tutto. Con questo fate la stessa cosa che avevate fatto per la ravazzata, poi le differenzieremo all'interno. Anche questi alla besciamella, prosciutto e mozzarella sono pronti, copriamo anche questi e li lasciamo lievitare. Adesso vi do un consiglio: se fate molto più impasto e volete tenervi sempre un po' di tavola calda da parte, proprio a questo punto potete congelarli. Poi quando ne avrete di bisogno li andate a riuscire dal congelatore, li lasciate a temperatura ambiente a scongelare e poi lievitare, e poi li potete mettere in forno con lo stesso procedimento, ed è un ottimo modo per trovarsi sempre qualcosa da mangiare pronto in pochissimo tempo. Ecco, le nostre ravazzate sono lievitate di nuovo. Andiamo a sbattere in un bicchiere un tuorlo e un goccio di latte e andiamo a spennellarlo su tutta la superficie della nostra tavola calda. E poi andiamo a cospargere dei semi di sesamo sopra. E possiamo infornarli in forno statico preriscaldato a 220 gradi per circa 15 minuti. Anche i rollò sono lievitati e li cospargiamo anche essi di uovo, latte e semi di sesamo. Invece, per quanto riguarda le pizzette, andatele a schiacciare al centro in questo modo, così lasciate un po' i bordi un po' più alti senza schiacciati, schiacciatele tutte e poi le andate a condire. Io utilizzo della passata di pomodoro che ho condito con sale, pepe, olio, origano e peperoncino, quindi mettetene un cucchiaio sopra ogni pizzetta, un cucchiaio abbondante perché altrimenti si seccherebbero, il forno è altissimo, e cospargetelo su tutta la superficie come state vedendo fare a me. Potete pure decidere di usare del pomodoro pelato, questo comunque a seconda in gusti. Ho messo pure un po' di basilico ovviamente nella passata, un po' di parmigiano sopra, e poi andatevi a tagliare delle fette un po' più spesse di mozzarella. Tagliatele più spesse in modo da lasciarlo, perché quando saranno in cottura non si seccheranno se la fate troppo fino, se la grattugiate. Se volete aggiungete anche delle olive denocciolate e siamo pronti per andare ad infornare anche questo tipo di rosticceria. Prima però mettete un filo d'olio sulle pizzette. Quelli alla besciamella sono anche pronti per andare in forno e quindi, per differenziarli dall'altri, vado a prendere la besciamella che avevo messo da parte prima e lo vado a cospargere un cucchiaino sopra la nostra rosticceria. Dopodiché andrò ad aggiungere pure qualche cubetto di formaggio. Andrò a cospargere i laterali anche con l'uovo e il latte sbattuto e possono andare anch'essi in forno. Ed eccoci pronti per formare anche il calzone al prosciutto e pomodoro. Quindi allargate l'impasto dei laterali,
mettete pochissimo sugo dentro, un cucchiaio della passata, quella che ho utilizzato per le pizzette, e vado a rotolare mezza fetta di prosciutto in un bastoncino di formaggio. Lo ripiego in due, schiaccio i laterali prima con la mano e poi vado a fissare con i rebbi della forchetta, ed anche i nostri calzoni sono pronti. E anche questi cospargeteli con uovo e latte e poi mettete i semi di sesamo. I calzoni potete farli anche fritti. Siamo pronte per raccogliere i frutti del nostro lavoro. Quindi abbiamo uscito le ravazzate dal forno, una si è aperta perché le ho messe troppo vicine l'una all'altra, quindi gonfiandosi si sono unite e poi per staccarle si sono aperte. Però guardate quanto è filante il ripieno, che buono. Adesso non vi resta che andarvi a mettere in un bicchiere un filo d'olio d'oliva con un po' d'origano e andate a spennellare la superficie. Questo servirà per renderli più lucidi. Questa operazione lo dovete fare ancora da caldi, mi raccomando. Potete anche omettere l'origano, ma ovviamente darà un sapore in più. Anche le nostre pizzette sono pronte, guardate che belle, che appetitose. Fate la stessa operazione per il rollò, quindi cospargete un po' di olio sopra e anche per le pizzette sui laterali e comunque con tutto il resto della tavola calda. E spero che questa video ricetta vi sia sembrata facilissima. Io vi faccio vedere quanto è morbida, ma oggi per la prova assaggia abbiamo un ospite d'eccezione. Vieni qua, Rosaria. Lei è una delle mie amiche centenarie, si può dire, no? Ci conosciamo da quando avevamo 13 anni, 10 anni, 10 anni. Lei viveva sempre in Germania e veniva a trovare me in Sicilia perché è originaria anche lei di Ragusa. E niente, è un po' emozionata, ma non devi. Rosaria, scegli tu quale vuoi assaggiare. Allora, questa è la ravazzata, questa è la pizzetta, prosciutto, pomodoro e mozzarella, besciamella e il rollo con il wurstel. Decidi tu. Allora, io ho deciso di provare questa con la besciamella che non ho mai provata. Vai, Quindi vai. Mettiti là vicino all'obiettivo e fai vedere come la apri per fare vedere il ripieno dentro. Guardate quanto è soffice. da? Buonissimo. Già quando dice Rosaria è la persona più sincera che io conosco. È buonissima, veramente, no, veramente te lo dico. Lo so che me lo dici veramente. È buonissimo, allora. Ragazzi, guardate quanto è soffice, vi faccio vedere una pizzetta. Com'è Vale? E lei è Valeria, la sua bimba meravigliosa che avete intravisto nel video della salsiccia, che c'era lei che mi spiava. Com'era pure la salsiccia? Buona? Gli dici di farla? Ok, e allora io vi ringrazio come sempre, spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, spero di esservi stata utile. Se rifate le mie ricette inviatele su Direct o su Facebook, mi trovate anche su Instagram e Facebook, esatto, meglio dire così, e anche su Pinterest. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore, ciao! Com'è? Oh, uguale. Guarda, ma l'ho provato besciamella.